Le mareggiate degli scorsi giorni hanno creato dei disagi nella zona della spiaggia di Piazza Torino e della Pineta, danni abbastanza ingenti perché sono creati degli scalini molto importanti e ci sono stati degli ammanchi considerevoli di sabbia. Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato il litorale iesolano. La zona più colpita è stata quella della Pineta, dove la furia dell'acqua ha divorato migliaia di metri cubi di sabbia, formando in più tratti della battigia uno scalino di almeno 50 centimetri. Ma la stagione dovrebbe essere salva. Stiamo in questi giorni quantificando realmente qual è il danno, anche se garantiamo fin d'ora che in qualche maniera una soluzione ce l'abbiamo per garantire la fruibilità della spiaggia, quindi il messaggio positivo è che gli stabilimenti balneari saranno totalmente fruibili come ogni anno e quindi i nostri turisti possono stare tranquilli. Per evitare però di trovarsi sistematicamente in questa situazione servono opere strutturali da realizzare al più presto. La proposta dell'amministrazione è quella di usare gli oneri legati alle concessioni demaniali per realizzare delle opere utili ad arginare il fenomeno dell'erosione. Ci stiamo già attivando con la Regione del Veneto per inviare la prima stima sommaria dei danni, perché ovviamente sono una spesa economica non indifferente, e con l'Igiene Civile ci metteremo in contatto in queste ore per capire quali sono gli step da fare nei prossimi mesi per cercare di alleviare questo problema e non trovarci ogni anno di fronte a una situazione emergenziale.